piazza incominciano dalla scala, infatti è una delle scale più belle che esistano, che è dato vedere nel Veneto, forse la più bella. Si diffondono negli appartamenti e nella sala da ballo ed entrano perfino nelle scuderie, ove i cavalli non hanno nulla da invidiare ai loro pari, che vivono al servizio delle primarie corti d'Europa. Difatti le scuderie Liberty sono straordinarie, anche a Vienna sono del genere, bellissime, è un tuffo, è un'atmosfera mitteleuropea, insomma, da altri tempi. Il giardino è bizzarro. Nel primo prospetto si presenta una serra capricciosa fra stradicciuoli che corrono serpeggiando qua e là, o sulle allegre rive del lago, o sotto l'ombre malinconiche dei salici piangenti. I fiori si disperdono in mari tonti, come bersaglieri al campo, e sono grandi e piccoli, a foglie larghe o sottili, lisce o frastagliate, di colori e portamenti diversi. L'occhio vaga da ogni parte e non trova riposo, tutto lo distrae, nulla l'arresta. Vi sono dei ponti pittoreschi favoriti da vasto spazio e dall'acqua dei laghetti riflettente l'ombra dei boschi. Ecco, poi va avanti. C'è questo di Comisso, col suo edonismo. Prima che la luce declini bisogna vedere la Madonna del Giorgione. L'hanno sistemata assai bene in una cappella dedicata alla famiglia Costanzo, la stessa famiglia che ordinò a Giorgione il quadro della Madonna. Questo quadro, prima relegato dietro all'altare maggiore, ora ha finalmente una sua sede degna. Osserviamo l'opera già vista altre volte, ma mai sufficientemente. Dapprima si rimane come incerti, non ne siamo subito dominati. Non è come la pala di Santa Cristina, quella dell'Otto, che per i suoi colori in superficie domina subito con piacere. Qui pare che non siano i sensi a subire il godimento, ma la mente. Sensuale, veneto e pagano, si pensa egli, Giorgione, non fosse fatto per trattare santi e madonne. Tutto il suo spirito era avido di nudità in rapporto alla pienezza del paesaggio veneto. Poi ancora un altro brano, solo il calare della luce ci allontana e solo più tardi, osservando nella fotografia, abbiamo potuto capire che tanta potenza scaturiva dalla geometrica disposizione degli elementi, dalla sublime misurazione delle parti, dalla magia architettonica raggiunta con 3 figure e alcuni volumi. E quindi disegna la Madonna, il bambino, i 2 santi naturalmente e poi il paesaggio nel fondale. Usciti dalla chiesa, per noi non esisteva che questa costruzione di controllata giustezza. Le strade, le piazze, i palazzi, le mura coperte di edera svanivano inconsistenti. Tutta Castelfranco era come annullata, esisteva solo l'opera di Giorgione, quindi riesce ad avere questo straniamento dopo la visita alla pala di Giorgione. E poi Mazzotti. Da una parte si vede da una parte la pianura arata, pulita, morbida, divisa in piccoli campi di vario colore, distesa verso il mare fra le fontane di Brenta e di Piava, e dall'altra parte le onde delle colline mirabilmente mosse e variate, che vanno a morire ai piedi del Grappa e del Monfenera. Si guardano le montagne, i colli, le strade della pianura sparsa di paesi, ed è come andare da un posto all'altro in facile viaggio. Sembra la descrizione di un quadro di Bellini, di Cima. Nel mezzo della piana sorgono le rosse mura di Castelfranco, con le loro torri assaltate dall'edera che si specchiano nell'acqua calma del Musoncello. Attorno alle mura sono i borghi ariosi, la grande piazza del mercato con la sua loggia, i portici di vecchie case e più lontano le ville sparse. Passando sotto gli archi delle antiche porte si entra nella cittadina raccolta in simmetriche strade. Qui, in una serena cappella del Duomo, si conserva la Madonna che Tuzio Costanzo commise al Giorgione dopo la morte del figlio. Ecco, e poi parla e qui poi abbiamo messo una serie di ville anche per non far torto a Mazzotti, che poi il salvatore delle ville venete, penso sono tra le ville più belle del paesaggio castellano.